Buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata, la seconda in particolare di Qui Mercato, dagli studi di Teleuropa Network, perché il mercato è solo su TEN. Buon pomeriggio ad Attilio Malena, il mio compagno di viaggio. Buon pomeriggio a tutti. Ben trovati, tante notizie anche oggi dopo il grande riscontro che abbiamo avuto ieri. Ringraziamo per coloro che ci ha seguito da casa, vi informiamo che la maratona proseguirà anche nella giornata di domani, quindi rimanete sintonizzati, come dicevamo anche prima, giustamente Anna, tantissime notizie di calciomercato anche oggi. Tantissime notizie di calciomercato, spazieremo un po' di argomenti, parleremo anche dello stadio San Vito Marulla, argomento principe in queste ore proprio nella città di Cosenza, nell'intera provincia, perché insomma bisogna trovare una casa per il prossimo campionato al Cosenza Calcio, una casa che in effetti già ce l'ha. Ne parleremo insieme all'avvocato Antonello Aprile. Buon pomeriggio, avvocato. Buon pomeriggio, è un piacere sempre accettare il vostro invito. Intanto, prima di entrare proprio negli argomenti di oggi, parliamo di questa bellissima iniziativa che è in programma, Cosenza nel cuore. Vediamo, adesso la regia ci farà vedere proprio la grafica che riguarda proprio questa iniziativa benefica. Non è la prima volta che Cosenza nel cuore proprio si spende per diverse iniziative benefiche, si chiama Asta di Beneficenza, una maglia per la vita. Ce ne parli lei, avvocato? Sì, siamo entrati in sinergia con l'Avis Comunale di Cosenza che ci ha chiesto appunto di partecipare e di organizzare insieme a loro appunto questa asta benefica per l'acquisto di un'autoemoteca. È un mezzo importantissimo per la loro attività, è un mezzo che serve a reperire sangue in giro per la provincia. Cosenza è una provincia molto estesa e quindi ci vogliono questi mezzi e abbiamo pensato in collaborazione anche con il Cosenza Calcio che ha fornito in quanto sponsor l'Avis del Cosenza Calcio di quest'anno diverse maglie personalizzate, autografate, ci saranno anche altri cimeli sportivi, per esempio le scarpette di Denis Bergamini, la maglia Under 21 di Gigi Simoni, quella di Mario Lacanna, ci saranno anche maglie di altre squadre, insomma tanto materiale, quindi mi raccomando tutti il 28 giugno al Caffè Telesio a Cosenza. Per questo motivo vorrei ringraziare anche il proprietario del Caffè Telesio, tutti lì a partecipare all'asta benefica, perché ovviamente è un fine importantissimo e Cosenza nel cuore è sempre attivo quando si tratta di fare beneficenza. Insomma, diciamo che questa iniziativa è importante, parteciperanno anche molti calciatori vecchie glorie rossoblù, ce ne può citare qualcuno? Sì, ci sarà Donata Bergamini, ci sarà Gigi Simoni, Luca Altomare, probabilmente anche Albertino Urban e altre vecchie glorie che man mano stiamo cercando di contattare, perché non è facile ovviamente farli scendere giù, quindi sarà una giornata bellissima e quindi certamente riuscirà, si formerà questo fondo appunto per l'acquisto di questa autoemoteca che costa parecchio. Infatti in programma con l'Avis abbiamo anche altre iniziative che poi in futuro pubblicizzeremo, perché appunto il mezzo che si dovrà acquistare costa diverse decine di migliaia di euro, quindi molto probabilmente serviranno più iniziative del genere. Insomma, questa iniziativa è un'iniziativa importante, noi vi invitiamo ovviamente io e Attilio a partecipare, però fra poco parleremo, approfondiremo. Ma chi ben comincia a metà dell'opera, quindi direi che l'associazione Cosenza nel cuore abbiamo avuto modo di ospitare molte volte l'amico e avvocato Antonello Aprile, anche perché sono iniziative che fanno bene al calcio, fanno bene anche alla solidarietà, e lo sappiamo in un mondo come il nostro, dove in realtà di solidarietà, di vita, di rispetto verso l'altro c'è davvero molto poco. L'associazione Cosenza nel cuore in questo è veramente un'eccezione, un'istituzione sul territorio di Cosenza, quindi cogliamo l'occasione nuovamente per fare i complimenti all'associazione per tutto quello che svolgono con tanta passione. Attilio, adesso su di te perché voglio sapere proprio le breaking news della giornata. Breaking news della giornata che riguardano il Crotone Ante Budimir che è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto
nel mercato di gennaio al Mallorca. Meno di clamorosi colpi di scena, il Mallorca, come ci invita alla grafica che abbiamo preparato quest'oggi, il Mallorca avrebbe deciso di riscattare Ante Budimir in vista della prossima stagione. Per quanto concerne notizie del giorno sul Cosenza, il Pescara starebbe insistendo per Tommaso D'Orazio, obiettivo numero 1 per la fascia sinistra di Luciano Zauri, una pista da seguire da qui alla fine del mercato. La Regina era una pura formalità, ve lo abbiamo raccontato ieri, per quanto riguarda l'arrivo di Mimmo Toscano come nuovo allenatore. Mimmo Toscano, che nella serata di ieri ha raggiunto un accordo per la rescissione di contratto con la Feralpi Salò ed è atteso nei prossimi giorni per la firma per il nuovo contratto che lo legherà alla Regina per le prossime 2 stagioni. Avvocato, entriamo proprio nel vivo della discussione che riguarda lo stadio San Vito Marulla, perché proprio c'è la notizia, la possiamo far vedere sul nostro touchscreen, che lunedì si è tenuto un incontro proprio richiesto dagli ultra del Cosenza Curva Sud, anche altri ultra, c'era il presidente del centro coordinamento club Antonino Domma, insomma una delegazione appunto della vostra associazione Cosenza nel Cuore. Quali sono adesso, si è trovata tra virgolette una via d'uscita, perché lo ricordiamo, la vicenda riguarda una sorta di braccio di ferro per quanto riguarda i seggiolini, il terreno di gioco fra l'amministrazione comunale di Cosenza e la società. In pratica l'amministrazione comunale di Cosenza ha detto: anticipate voi le spese e poi vi verranno scomputate dal canone che viene pagato annualmente. Il problema è che queste spese ammonterebbero a circa 400.000 euro, se non erro. Il comune deve anche scomputare altre spese che la società rossoblù ha sostenuto in questi mesi, soprattutto per quanto riguarda il terreno di gioco, però il presidente giustamente dice perché io dovrei investire se voi non volete investire, visto che c'è l'intenzione di costruire uno stadio ex novo? C'è Qua è la vicenda, ecco. Tanta carne al fuoco. Noi abbiamo fatto un comunicato il 26 maggio proprio dicendo alle parti di trovare subito un semplice accordo, vabbè, più complesso che semplice, per evitare appunto tutto quello che è successo nei mesi scorsi, perché poi la vittima è il tifoso. L'abbiamo visto il 1° settembre dello scorso anno, ci stava scappando quasi un'altra partita persa a tavolino contro il Benevento per impraticabilità del campo, però poi ovviamente sono rimasti dei lavori fatti praticamente a metà, seggiolini, anche qualche altro lavoretto da fare a questo impianto che ormai è vetusto, e c'è appunto la possibilità di avere una deroga a tutte queste spese, appunto presentando questa famosa documentazione che prova l'avvio dei lavori per il nuovo stadio, che tarda ad arrivare a quanto è evidente, però sono sicuro che secondo me questa strada si potrà ancora intraprendere. Non è un caso che è venuto qualche giorno fa lo stesso Balata, presidente della Serie B, a Cosenza. Il progetto dello stadio è diciamo una condivisione tra Comune, Lega, Bifutura, quindi è difficile pensare che il Cosenza o il Comune, questo poi sono problemi loro, capire chi dovrà spendere cosa e quanto, è difficile credere che poi questa spesa ingente dei seggiolini e di tutto il resto possa poi essere inutile se poi fra qualche mese, fra qualche anno, diciamo così, ancora non si sa bene i tempi di questa costruzione del nuovo impianto, possano essere vani. Quindi si tratta veramente di buttare i soldi e credo che alla fine si riuscirà a trovare la giusta quadra. Noi in quella riunione abbiamo cercato di fare capire questo, quindi abbiamo cercato di sensibilizzare le parti. Vabbè, c'era solo il Cosenza come contraddittorio, però il tifoso non può che fare questo. Assolutamente. Un anno fa la conquista della Serie B sarebbe davvero un peccato. C'è questo timore di poter o dover per forza giocare lontano dal San Vito?
Ma il timore, quello che è successo lo scorso anno dovrebbe essere un fortissimo campanello d'allarme, però come dicevo prima tutto questo lasso di tempo un po' è passato quasi inutilmente, quindi questo dà un po' fastidio. Però io sono fiducioso, non posso che essere fiducioso perché poi alla fine il Cosenza è quella che scende in campo, è quella che eventualmente perderà a tavolino, è quella che poi i punti persi come quest'anno, i 3 famosi punti persi potevano essere molto utili nell'economia del campionato, perdita di soldi e quindi voglio dire, questo serve per far capire al Cosenza che non si dovrà ridurre all'ultimo per cercare una soluzione, ma proprio in queste ore. Quindi bisognerà trovare una soluzione condivisa, Attilio. Sì, per forza di cose bisogna ottemperare, ma anche perché tralasciando per un attimo l'aspetto economico, è fondamentale per entrambe le parti in causa, Comune e Società Cosenza, non disperdere un patrimonio che è stato conquistato lo scorso anno e che è stato certificato in questa stagione, ovvero la permanenza in Serie B, con risultati sportivi al di sopra probabilmente di ogni più rosea aspettativa, e la Serie B è assolutamente un patrimonio per la città di Cosenza, ma soprattutto per la Calabria intera, anche perché un Cosenza lontano dal San Vito Gigi Marulla sarebbe un danno non solo di immagine, ma anche di priorità e di risorse per il Comune di Cosenza, ma anche un danno di immagine e allo stesso punto per il Cosenza Calcio. Quindi io credo che alla fine per il bene comune si andrà avanti per una soluzione che possa accontentare entrambe le parti, anche perché serve collaborazione più che mai in questi casi tra le due parti in causa. È chiaro che questa querelle, questa vicenda anche mediatica non fa piacere, anche perché entrambe le parti condividono lo stesso intento, quello di rendere grande la città di Cosenza agli occhi dell'Italia. Perdonami se ti interrompo un attimo, Anna, perché abbiamo 2 ultim'ora. Inserimento del Catania Forte nella corsa Giacomo Modica, che resta il primo nome per la panchina della Vibonese, lo abbiamo raccontato ieri anche con il direttore sportivo Simone Lo Schiavo in collegamento, e l'ex direttore della Vibonese, appunto, Marcello Battaglia, qualora il Rende dovesse decidere di prendere in esame la possibilità di prendere un direttore sportivo che possa affiancare l'attuale responsabile del settore tecnico Franco Gagliardi, il nome di Marcello Battaglia sarebbe un nome spendibile. Il direttore Marcello Battaglia, che sarebbe anche in corsa per la CR Messina, un mercato che si scalda anche per il valzer dei direttori sportivi a questo punto. Si scalda i motori, però ritornando alla questione pubblico, l'ultima proprio battuta che riguarda questo, perché il Cosenza Avvocato quest'anno è stata una delle società, una delle squadre, una delle città, una delle tifoserie che ha mantenuto una media medio-alta di pubblico, quindi davvero a questo punto bisogna trovare, l'appello nostro di trovare al più presto una soluzione condivisa. Sì, ha avuto una media altissima, intorno agli 8.000, con punte di oltre 10.000 spettatori, quindi per una squadra che si doveva salvare certamente sono numeri importanti, ma Cosenza può fare anche molto di più. Certo. Quindi con questa portata, con questo pubblico, con questa passione è difficile pensare che tutti questi mesi sono passati così in maniera vana per non risolvere questo benedetto problema. E aggiungo, ultima battuta, che se appunto come estrema ratio si dovrà per forza scegliere e andare nelle prime giornate in un altro stadio, che si faccia nei tempi regolamentari, diciamo così, appunto che serva per risolvere tutte le questioni e non andare a rischiare poi come è successo l'anno scorso. Chiudiamo questa breve parentesi. Attilio, prima di parlare del mercato del Cosenza facciamo vedere proprio una clip che riguarda forse uno dei calciatori che potrebbero interessare a Cosenza. Andiamola a vedere insieme. Can you hear me? SOS. Help me put my mind to rest. 2 times clear, and I'm acting low. A pound of weed and a bag of blow. I can feel your love pulling me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the
Koulibaly, Attilio parlacene tu. Esatto, è una idea per il mercato del Cosenza, un nome speso da alcune settimane per il reparto di centrocampo di Piero Braia che necessita urgentemente di tasselli di qualità. Koulibaly sarebbe senza dubbio un elemento di assoluta qualità, ma al momento non sono registrati nelle ultimissime ore più che mai passi in avanti per la definizione eventuale di questa trattativa, ma è un nome che resta sul taccuino del direttore sportivo Stefano Trinchera per rinforzare il Cosenza di Piero Braia, così come è nel taccuino in prima fila, probabilmente segnato con l'evidenziatore giallo, il nome del mediano bianco, contatti avviati con la gente, ne abbiamo parlato anche ieri, un'altra idea assolutamente spendibile per il centrocampo del Cosenza, un Cosenza che, come abbiamo raccontato anche in questo caso nella giornata di ieri, sarà una settimana dedicata prevalentemente alle conferme, ai rinnovi di contratto, non ci sono problemi per quel che riguarda sia Idda che Bruccini, nonostante l'interesse del Livorno che abbiamo anticipato, non ci sarebbero problemi nemmeno per il rinnovo di Saracco, potrebbe essere una settimana campale decisiva per le eventuali permanenze e di Embalo, con cui è previsto un incontro probabilmente nella giornata di domani, un nuovo incontro con il suo entourage rappresentato da Beppe Accardi. Su questo segnaliamo l'apertura totale del calciatore al ritorno al Cosenza, una pista assolutamente aperta, così come è da segnalare un altro incontro con la Fiorentina con Daniele Pradè per discutere di Jaime Baez, ma non è escluso che nella discussione non possano entrare altri nomi graditi al Cosenza, quindi un asse nonostante l'addio di Pantaleo Corvino che resta sempre aperto con la Fiorentina, anche con la nuova proprietà di Rocco Commisso e del direttore sportivo Daniele Pradè. Avvocato, serve una punta al Cosenza, intanto vediamo la grafica che riguarda proprio il futuro che può sorridere, il salto di qualità è possibile, Attilio, secondo te? Ma io credo di sì, anche alla luce di quanto discutevamo prima. Il risultato sportivo di questa stagione del Cosenza è stato assolutamente un risultato straordinario, al di là delle aspettative, non solo centrando una salvezza in maniera tranquilla, ma anche sfiorando con qualche rammarico la possibilità di qualificarsi ai playoff. La base su cui si riparte è una base assolutamente forte, con un allenatore amato e venerato, quasi fosse un dio, giustamente direi, come Piero Braia, un direttore sportivo che ha dimostrato e soprattutto nel mercato invernale di poter incidere con le idee, non solo come il budget. Si riparte da una base forte, da una proprietà salda, con la forza delle idee, non per forza con un budget. Sicuramente rispetto alla scorsa stagione di questi tempi l'asticella si è alzata e l'obiettivo del Cosenza quest'anno è di recitare un ruolo di grande protagonista nel prossimo campionato di Serie B. All'avvocato invece volevo chiedere proprio dell'attacco del Cosenza, insomma l'anno scorso ha sofferto un po' prima dell'arrivo di Embalo, però insomma bisogna ripartire proprio dall'acquisto almeno di due punte, due centravanti proprio di sfondamento. Ecco. Sì, l'anno scorso più nel girone d'andata abbiamo visto che il reparto che segnava di più era solo l'attacco, mancava la fase realizzativa degli altri reparti. No, visto che manca anche Tutino quest'anno. Sì, però poi ovviamente alla lunga il Cosenza ha avuto la peggiore fase realizzativa, quindi è un po' pochino quello che ha realizzato, anche se poi la difesa ha mantenuto, ci vuole un attaccante. Noi abbiamo Litteri che sta recuperando la fase di tanti infortuni che ha avuto quest'anno, quindi il Cosenza non può che puntare su di lui. Sicuramente arriveranno altri attaccanti, però io ritengo che l'anno che verrà sarà l'anno zero per il Cosenza, perché dovrà riprendere il livello tecnico di quest'anno, che non è facile con lo stesso budget, anzi dovrà necessariamente alzarsi il budget, perché i vari Sciaudone e lo stesso Embalo, che è una trattativa difficile, costano molto di più di quanto sono costati quest'anno. I giocatori del gruppo storico di Serie C chiedono giustamente un rinnovo, più che rinnovo un ritocco nel contratto, quindi sicuramente il Cosenza spenderà di più e sarà dura. Io mi tengo strettissima la Serie B. E poi c'è il nodo Palmiero che insomma è tornato alla casa madre, che però insomma piace a molte squadre, fra cui anche il Crotone. Non so se già abbiamo al telefono, in collegamento telefonico, proprio il direttore generale del Crotone, Raffaele Vrenna. Pronto direttore? Buon pomeriggio a tutti.
Salve, grazie per essere nostro ospite questo pomeriggio. Parlavamo proprio di Palmieri, un giocatore Grazie a voi. che piace al Crotone, è vero? Ma in questo momento il Crotone ha più esigenza di cessioni che di acquisti. Comunque è una squadra che ha tenuto per l'ennesima volta lo zoccolo duro dello scorso anno, quindi dobbiamo cercare di spoltire la rosa prima di acquistare. Direttore, ben trovato. Grazie anche da parte mia per aver accettato il nostro invito. Grazie. Una curiosità da parte mia, attingerete ancora dal mercato estero come è accaduto per Rutten e soprattutto se c'è la volontà da parte vostra di trattenere Simi? Sì, sicuramente del mercato estero è un mercato che noi seguiamo a tutto tondo, soprattutto quello europeo. Quindi non smentisco un altro colpo dall'estero. Per quanto riguarda Simi, abbiamo esercitato il rinnovo, abbiamo rinnovato il contratto al ragazzo proprio perché ci crediamo fortemente. Invece, allargando un po' il cerchio, direttore, per quanto riguarda l'obiettivo della prossima stagione, da che base partite? No, sicuramente la salvezza, perché comunque il Crotone non deve dimenticarsi mai da dove arriva. Abbiamo sempre avuto una mentalità di basso profilo e questa è quella che ci rispecchia, quindi l'obiettivo principale è la salvezza, anche perché comunque il campionato quest'anno è tornato a 20 squadre ed è molto, molto complesso, perché ci sono squadre che sicuramente si attrezzeranno nel migliore dei modi. Direttore, però avete deciso di puntare nuovamente su Mister Stroppa, quindi vi dà garanzie anche per il prossimo anno? Sì, il Mister è stato uno dei primi acquisti, diciamo, perché credevamo molto in lui, crediamo molto in lui, soprattutto per vista la grande cavalcata che abbiamo fatto nel girone di ritorno, ci può aiutare molto. E noi ve lo auguriamo con tutto il cuore. In chiusura, direttore, è in programma un incontro con il Genoa per definire l'arrivo, anzi la permanenza di Curado. È tutto fatto? Ce lo confermi? Dobbiamo ancora incontrarci, visto che in questo momento si sta tenendo l'assemblea di Lega, quindi nel pomeriggio ci incontreremo. Grazie, direttore. Grazie per essere stato con noi, Grazie a voi. E buon Grazie lavoro. E intanto, mentre parliamo di Crotone, ieri abbiamo dato questa notizia dell'arrivo del neocalciatore Rutten. Andiamolo a sentire proprio ai nostri microfoni. Yes, thank you very much. I'm very glad to be here, and yeah, I'm happy with this new opportunity, and I'm glad to play here and start next season. Because it's a nice step for me, another country, new opportunity, and I'm very glad to play in Italy. And it's a nice club, it's a warm club, and I think it's a club with potential, and I hope we can come back to the Serie A. I'm right back, so I'm very opportunistic defender, so I love to play in the attack modus. So I'm hope give the strikers a lot of assists. My favorite position is right back, and I also can play on the midfield, but my favorite position is right defender. Vedi Attilio come siamo internazionali. No, ma è sicuramente una strategia molto chiara quella che ci ha raccontato pochi minuti fa il direttore generale Raffaele Vrenna, anche perché il Crotone è da sempre stato aperto ai canali internazionali, alle occasioni di mercato, i talenti approdati a Crotone, non ultimo Rodien, arrivato in sordina ed è diventato non solo uno dei calciatori più affidabili sul mercato di Serie A, è a parametro zero, una grande occasione di mercato, ci ha pensato e ci pensa il Lecce del direttore sportivo Mauro Meluso, ha ricevuto un'offerta triennale dal Sant'Ruiden, vedremo quale sarà poi alla fine la scelta di Rodien e del suo entourage per il futuro. E prima di fermarci per una breve pausa vediamo proprio la grafica che riguarda l'ambizione di base, il Crotone al lavoro per rinforzare la rosa, però insomma potrebbe puntare a questo salto di categoria come lo scorso anno, come aveva iniziato
lo scorso anno, poi piano piano ovviamente si è dovuto cambiare in corsa l'obiettivo. Sì, la strategia dal mio punto di vista è una strategia giusta, quella di mantenere i piedi per terra, anche perché poi il campionato di Serie B, ma come lo scorso anno lo insegna, è un campionato talmente particolare dove le insidie sono all'ordine del giorno, ma l'ambizione di base in casa Crotone non manca, c'è la volontà di costruire una rosa importante, perché no, magari partendo da una partenza forte rispetto alla scorsa stagione, mantenendo i piedi per terra e tornando all'antico, e i risultati senza dubbio nelle ultime stagioni sono stati straordinari, quindi sicuramente ampia fiducia alla dirigenza che ha dimostrato di saper ampiamente fare calcio e di scrivere la storia del calcio calabrese e non solo. E su queste notizie ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, torniamo tra pochissimo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Seconda parte di Qui Mercato. Attilio, insomma, ci siamo fermati sul Crotone, parliamo invece adesso di varie squadre di Serie B, perché quest'anno sarà un campionato, lo ricordiamo, a 20 squadre, quindi insomma un campionato abbastanza lungo e faticoso. Speriamo ancora non si sa, vabbè. Nemmeno su quello c'è molta certezza, Non c'è quindi mai- non dopo c'è mai quanto accaduto certezza. lo scorso anno non ci stupiremmo e non escludiamo nessuno scenario a prescindere già Certo. oggi quando siamo a metà giugno. Però dicevi benissimo tu, Anna, si stanno definendo le ultime panchine rimaste, lo Spezia ha deciso di puntare su Italiano dopo un primo sondaggio del Frosinone, il Frosinone che a sua volta ha scelto Alessandro Nesta come allenatore, mentre ci sono le neopromosse che si stanno muovendo già in maniera molto forte. Il Pordenone insegue Mbakogu da un mese a questa parte, su Mbakogu c'è anche forte il Monza che annuncerà prestissimo il colpo triennale Mario Sampirisi, il Pordenone che insegue anche Michele Di Gregorio per la sua porta, mentre per l'Ascoli si fa strada anche il profilo del centrocampista quest'anno impegnato a Venezia, Jacopo Segre. Il Brescia ha ufficializzato l'arrivo di Cardinaletti come nuovo direttore generale, mentre possiamo dare un aggiornamento sulla notizia di cui abbiamo discusso ampiamente nella giornata di ieri, l'interesse del Livorno per Bruccini. Al momento ci sarebbe stato solamente un contatto con l'entourage, ma è un affare che non dovrebbe decollare a meno di clamorosi colpi di scena. Passi avanti anche per Ciciretti al Pescara, il Pescara lo ha messo in cima alla lista, lo abbiamo spiegato ieri, è assolutamente il primo obiettivo per rinforzare l'attacco di Luciano Zauri. E poi insomma ci sono anche valzer di panchine, perché vedo proprio qui su calciomercato.com Frosinone con la presentazione dell'allenatore Nesta. Insomma è un altro campionato difficoltoso, Avvocato, che il Cosenza deve cercare magari di arrivare un gradino un po' più in su rispetto allo scorso anno. Come dicevo prima, è difficile perché devi spendere molto di più dell'anno scorso, giocatori importanti che tu quest'anno, nella passata stagione, li hai avuti veramente quasi regalati, diciamo così, vedi Ceodone, vedi Embalo, quest'anno hanno fatto le fortune del Cosenza, quest'anno se li vuoi trattenere veramente ti costano un occhio nella testa, così come anche Palmiero, Tutino, quindi prendere giocatori che hanno dato quel tipo di supporto al campionato non è facile, ma Trinchera si sta muovendo, quindi sono sicuro che poi tra la Serie C, perché io pescherei anche in Serie C giovani importanti, ce ne sono tantissimi, e dalle varie primavere delle squadre dei club di Serie A si può fare una struttura importante. La difesa, diciamo che è quasi quella dello scorso anno, eccetto Del Macu, si dovrà appunto concentrarsi più sul centrocampo e sull'attacco. E poi c'è questa assemblea di Lega che in queste ore si sta svolgendo, Attilio, insomma, nelle prossime ore potremmo avere le date, gli orari, insomma, di come potrebbe essere formato la nuova Serie B, insomma tante notizie che evolvono di minuto in minuto. Sì, altri nomi accostati al Cosenza.
partendo dall'attacco, il profilo di Bonazzoli, il Cosenza si è messo in lista per Bonazzoli, il calciatore tornerà alla Sampdoria per poi accasarsi nuovamente in Serie B. C'erano stati molti rumors riguardanti il suo possibile passaggio anche al Monza, ma al momento la priorità di Bonazzoli e del suo entourage è quella di nuovamente riapprodare in Serie B da protagonista. Il Cosenza si è messo in lista, ha fatto la sua parte. Per Sciaudone possiamo escludere una soluzione, quella di un ritorno a Bari. Si era parlato di un suo possibile nuovo approdo in Puglia, non è una soluzione che in questo momento il Bari sta studiando per la prossima stagione. Diceva benissimo l'avvocato prima, per Sciaudone, lo spiegavamo anche nei giorni scorsi, serve un investimento economico, un forte esborso da parte del Cosenza per trattenerlo in Calabria. C'è la volontà di trattenerlo anche sul placet di Piero Braia, che avrebbe nuovamente indicato in Sciaudone il tassello ideale per rinforzare il suo centrocampo. Contatti in corso anche qui tra il Cosenza e il suo entourage Romualdo Corvino. Facciamo un piccolo passo avanti, nel senso che parleremo adesso di Serie A, di calcio mercato di Serie A, e poi subito dopo parleremo anche di Serie C delle squadre calabresi, perché vedo proprio sul Corriere dello Sport di oggi che si parla di Batistuta, Attilio, insomma sono tante le notizie che riguardano la Serie A. Abbiamo visto anche una clip che faremo vedere tra pochissimo di un calciatore molto ambito nella nostra Serie A. Ci arriveremo tra pochissimo, ma la prima pagina del Corriere oggi è molto esplicativa in questo senso. Sì. Di James ne abbiamo parlato ampiamente ieri, raccontando un passaggio chiave, come Real Madrid avesse realmente aperto alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto, strada assolutamente spianata, acclarata la volontà del calciatore a sposare il progetto del Napoli. I partenopei lavorano per cercare di annunciarlo il prima possibile. Ci sono già tutti gli accordi di massima, ripeto, strada assolutamente spianata, prestito altamente oneroso con riscatto stabilito intorno ai 30 milioni di euro. Notizie di giornata che abbiamo raccolto con la redazione di calciomercatoreport.it. Nei discorsi tra Mino Raiola e la Juventus, in particolare per un calciatore che tu prima citavi e tra poco vedremo la clip a lui dedicata, si è parlato anche di Luca Pellegrini, terzino sinistro che ha fatto molto bene nell'ultima parte di stagione a Cagliari, protagonista con l'Under 21, è un nome che la Juventus studia per la prossima stagione. Incontro andato a buon fine tra il Napoli e Mino Raiola per la doppia operazione Manolas e Lozano. Mino Raiola ha nuovamente manifestato la voglia e la volontà di entrambi i calciatori di sposare il progetto partenopeo. Per Diawara la Roma resta sempre in corsa, per il Milan al momento non ci sono i presupposti. Altra notizia di giornata, ne abbiamo parlato ieri, possiamo aggiungere un ulteriore tassello alla vicenda Icardi, perché da quanto ci risulta la Roma è tornata alla carica per Mauro Icardi, al momento con pochissime chance di poterci arrivare concretamente. La Juventus resta sempre la società in pole position, a maggior ragione con Maurizio Sarri in panchina. Per l'Inter non è più un calciatore, non è più un patrimonio, è un peso, ma segnaliamo il nuovo tentativo della Roma per Mauro Icardi. E poi segnaliamo anche la Juve che tenta lo United proprio per Pogba. Andiamo a vedere proprio una clip che riguarda Pogba. Quindi aria di ritorno? Ritorno più che mai, la Juventus ci sta lavorando ormai da diverse settimane con viaggi in Inghilterra, incontri con l'entourage di cui abbiamo discusso ampiamente anche prima, ma il prezzo dello United che pone Pogba all'attenzione bianconera è altissimo, 150 milioni di euro, e non si discosta con l'inserimento di clausole rescissorie al momento non prese in considerazione dal Manchester United. Douglas Costa su tutte, il Manchester vuole cash, ma la volontà di Pogba è chiara, vuole la Juventus assolutamente,
ha rilasciato un'intervista pubblicamente nel ritiro della Francia dove sosteneva che è pronto a nuove sfide. La Juventus ci lavorerà, sarà una lunga estate, una lunga telenovela all'insegna anche di Paul Pogba. La Juventus che tra l'altro sta definendo anche l'arrivo di Adrien Rabiot, a meno di clamorosi colpi di scena diventerà un nuovo calciatore bianconero. La Juventus che ha un accordo di massima con l'entourage Madame Veronique, ricordiamo che Adrien Rabiot si libererà a parametro zero e dopo Ramsey, dopo lo stesso Pogba, continua la Juventus a pescare in maniera ottimale dal mercato dei parametri zero. Avvocato, infatti parlando proprio di calcio di Serie A, insomma si è parlato fino a poche settimane fa della panchina bianconera, ma sembra che dopo l'arrivo di Sarri è arrivata questa accelerata e la Juve adesso guarda al mercato, fino al momento sulla carta ancora è la regina del mercato. Sì, vabbè, in campionato la Juventus è tanti punti sopra le altre, con Sarri o senza Sarri. Il problema della Juventus è confermarsi, anzi riconfermarsi dopo tantissimi anni in Champions. Sono lì che deve attingere appunto tanti finanziamenti arriverebbero dalla Champions, tante sponsorizzazioni, quindi è importante andare a confermarsi oltre Italia. Il problema della Juventus è, sì, i tifosi, vabbè, i napoletani, Sarri lo vedono di traverso, ma ricordo che la stessa cosa successe con Ancelotti qualche anno fa. Poi, anche con Allegri all'inizio. Con Allegri, ma Allegri per tutto il tempo la Juventus, per la verità. Quindi poi sono sempre i risultati che parleranno, però certamente la Juventus, se vuole confermarsi, se vuole appunto accreditarsi come vincitrice della Coppa UEFA, della Champions, dovrà allargare la rosa in un certo modo. Certo. No, io ho una convinzione, la Juventus ha maturato nel corso di questa sessione di mercato molto chiaro, una strategia molto chiara che riguarda soprattutto, avvocato, l'obiettivo di vincere e convincere allo stesso tempo. Ci sono riuscite poche squadre nella storia del calcio, ma Maurizio Sarri è uno di quegli allenatori che anche con il Chelsea, sfiorando con il Napoli, riesce in questa impresa. Fa giocare benissimo le sue squadre, ottiene dei risultati, riesce a trarre il massimo dei giocatori a sua disposizione e io credo che la scelta della Juventus sia di un ulteriore passo avanti piuttosto che di un passo indietro. Certo che per il passato napoletano il profilo di Maurizio Sarri distorce un po' dall'identikit bianconero, la giacca, non la giacca, la tuta, non la tuta. Questi sono discorsi che francamente lasciano un po' il tempo che trovano. Qualche giornalista di fama nazionale non vedeva Sarri alla Juventus proprio per il fatto che indossasse sempre la tuta. Ma se poi Maurizio Sarri arriva in fondo in Champions, certo, credo che poi o tuta o non tuta o col pigiama in panchina interessi poco ai tifosi della Juventus, ma vedremo un Maurizio Sarri secondo me maturo, diverso, sicuramente con l'essenza del Maurizio Sarri, personaggio e pensiero, ma diverso e molto più maturo grazie proprio all'esperienza fatta in Premier League con grandissimi risultati alla corte di Roman Abramovich al Chelsea. E noi dovremmo avere in collegamento telefonico un altro allenatore, Eziolino Capuano. Mi date l'ok dalla regia quando abbiamo pronta la telefonata? Pronto allenatore? Pronto? Mister, mi sente? No, ancora non è pronta la telefonata. Tra pochissimo, tra pochissimo ci collegheremo con lui, insomma un altro allenatore che ha fatto parlare di sé. Assolutamente, ma avremo modo anche di confrontarci su diverse tematiche che stanno emergendo dal mondo del mercato, sul mondo della Serie G, su tante piazze che si stanno affacciando in maniera straordinaria alla nuova stagione, il Napoli che vuole sfidare la Juventus a suon di colpi di mercato, la stessa Inter di Antonio Conte, parallelamente al mondo della Serie C, due mondi, due poli completamente opposti, ma quando poi c'è l'ambizione ci sono delle grandi piazze di mezzo, come è accaduto per Reggio Calabria, Foggia, Bari. Sarà una Serie C straordinaria, sinceramente poco di Serie C. Una Serie C straordinaria anche perché, avvocato, ci sarà, ecco, abbiamo in collegamento proprio il mister. Mister, buon pomeriggio, ci sente? Sì, chiaro e forte, buon pomeriggio a tutti voi, a tutti i radioascoltatori che ci stanno ascoltando. Grazie per essere qui con noi a Qui Mercato. Insomma, mister, stiamo parlando di una Serie C che l'anno prossimo sarà una sorta di B2. Lei cosa ne pensa?
Ma se dovessero confermare le interscrizioni, quindi che i gironi saranno geograficamente come sempre, o meglio come gli ultimi anni, e quindi non ci sarà nulla di diverso, penso che il girone C onestamente con tutte queste squadre di blasone elevatissimo e non solo, anche con un potenziale economico, di budget per costruire le squadre, sarà un campionato secondo me spaccato in due. Ci saranno due classifiche, con grande onestà. Ci saranno delle squadre che logicamente faranno un campionato a sé ed altre che cercheranno la sopravvivenza, perché il divario, il gap tecnico secondo me sarà enorme, sarà elevatissimo tra, che ne so, per citarne qualcuno, Catania, Bari, Regina, insomma, giusto per citarne qualcuno, Catanzaro, e poi ci saranno squadre, Avellino, vabbè, adesso ne potrei citare tantissime, e poi ci saranno squadre che dovranno pensare a metterne sotto 5 e non sarà facile, ecco. Mister, invece per quanto riguarda, allargando il cerchio sul mercato di Serie A, crede che con gli eventuali arrivi di James Rodriguez e Manolas il Napoli possa realmente candidarsi, a maggior ragione con Carlo Ancelotti in panchina, ad un posto di rilievo nella corsa al prossimo scudetto con Juventus e Inter? Ma io vado dicendo da qualche anno che magari colmare il gap con la Juve mi sembra ancora presto. Il Napoli può sicuramente confermare quando di buono fatto, perché comunque il Napoli quest'anno è arrivato ancora una volta dopo la Juve, potrebbe andare avanti in Champions. Se lei mi fa una domanda specifica, se il Napoli può essere l'outsider della Juve, sì, tutta la vita. Se invece lei mi dice se il Napoli si gioca lo scudetto con la Juve, qualche dubbio ce l'ho. Mentre sempre mi sta analizzando un'altra tendenza sul mercato degli allenatori, molte vecchie volpi stanno tornando in auge, vale per il mercato di Serie B, vale per il mercato di Serie C. Crede che questa tendenza possa far tornare realmente con l'esperienza e la vera competenza il calcio italiano ai fasti di un tempo? Guardi, non ho sentito la prima parte della domanda, le chiedo umilmente scusa se la può ripetere. Riguardante, mister, questa esperienza che sta tornando sulle panchine dalla Serie A alla Serie B alla Serie C, crede che per questo il calcio italiano possa realmente tornare ai vertici? Ma io penso che nel calcio come nella vita ci sono dei percorsi. Nel rimanere nell'ambito calcistico io ho visto tanti bravi giocatori catapultati come hanno smesso di giocare su di una panchina e la media che sono rimasti è bassissima. Quindi io rimasti a grandi livelli e quindi rimasti a fare l'allenatore. Io ritengo che l'esperienza è fondamentale e ogni percorso ha bisogno del tempo. Quindi è normale che, differendosi sicuramente, stavamo parlando della Serie A, ai vari Ancelotti, allo stesso Giampaolo, che secondo me è un allenatore importantissimo, anche se nella sua carriera non ha mai vinto tantissimo, perché l'allenatore secondo me va giudicato in base al potenziale umano che ha a disposizione. Io quando Sarri fece quel grande campionato a Empoli, che poi il Napoli lo attenzionò, io dissi che era molto più importante il campionato di Sarri che quello di Massimiliano Allegri, che aveva vinto con la Juve. Quindi un allenatore va giudicato su tante situazioni, l'esperienza, ha detto bene lei, è determinante. Grazie mister, in bocca al lupo per il futuro, grazie mille per essere stato con noi. A voi e buona giornata a tutti voi. Grazie. Attilio, proprio stavo vedendo sul nostro touchscreen questa foto che riguarda proprio Casarende. Prima di inoltrare a parlare proprio del Rende, andiamo a sentire il mister Andreoli che farà parte del nuovo staff tecnico del Rende Calcio. Un ringraziamento al Presidente che mi ha fatto questo piacevole regalo, perché qualche tempo fa, se qualcuno mi avesse detto che avrei allenato il Rende, poteva sembrare una vera pazzia, un'idea abbastanza remota. Lo ringrazio per le belle parole,
lo ringrazio per la grande possibilità, perché ognuno di noi, quelli che fanno questo lavoro, vivono, lavorano, si migliorano, si aggiornano proprio per avere la possibilità di dimostrare le proprie capacità. E ogni allenatore, presunto tale, si augura che nella propria vita si possa verificare un'occasione del genere. A me è arrivata a 51 anni, la prendo, c'è stata una battuta tempo addietro, qualcuno mi ha detto è un treno, un Italo che passa, non è un treno normale, è un Italo. Io mi ci sono buttato scapicollandomi, perché è una cosa in cui credo. Ho lavorato una vita per questo, ho fatto sempre questo, quindi spero, con il grande impegno, che è quello che posso naturalmente promettere e che farò fino allo stremo delle forze, di poter ripagare nella giusta maniera il Presidente che ha azzardato questa scelta. Questo era Mister Andreoli, diciamo che faranno parte dello staff tecnico proprio a coadiuvare il Mister. Ci saranno Andrea Tricarico nel ruolo di secondo, il professor Armando Fucci che sarà il preparatore atletico e Daniele Lanza che è il preparatore dei portieri. Ma prima di discutere anche di questo andiamo a sentire proprio le parole del presidente Coscarella, che parla proprio di un Rende a chilometri zero. Il Rende Calcio è una società a chilometri zero, una società che vuole assolutamente sul territorio fare emergere le professionalità, e ce ne sono tante, quindi era importante dare la giusta attenzione alla presentazione di questo staff. Io sono molto contento perché sono tutti ragazzi che abbiamo chiacchierato tanto in questi giorni, vero? Quindi sono ragazzi che abbiamo avuto modo di continuare a conoscere, perché avevamo già avuto la fortuna di conoscere le caratteristiche umane di questi tecnici che ci affiancheranno quest'anno. Si ritorna quest'anno a parlare di valori umani, si ritorna a parlare di uomini prima che di tecnici, e questa per me è una grandissima fortuna, perché si rientra nella casa Rende, nella famiglia Rende, in quello che è l'obiettivo del Rende Calcio, cioè quello di avere sempre la serenità di un rapporto umano costante, chiaro, pulito, trasparente, guardandoci sempre negli occhi. Questo era il rapporto umano di cui parlava il Presidente, Attilio, insomma un Rende che punta anche sullo stadio, di questo ne parleremo anche tra pochissimo. Sì, è una scelta molto coraggiosa da parte della società, ma io credo che il passato con Bruno Trocini, Ciccio Modesto dia ampia garanzia di scelta da parte del Rende. Il Rende ha dimostrato di essere una società modello sotto questo punto di vista, sfornando giovani, migliorandosi anno dopo anno, raggiungendo anche per 2 anni consecutivi i playoff con i suoi mezzi, con la sua identità. Il Rende è una di quelle società che ha un'identità ben precisa, ha un marchio di fabbrica, e la scelta dell'allenatore va proprio in questa direzione, come giustamente detto il Presidente in conferenza stampa, cercando di valorizzare il talento del territorio e dando un seguito fin qui alle scelte brillanti sotto tutti i punti di vista di Bruno Trocini prima e di Ciccio Modesto poi, entrambi emigrati in piazze ben più ambiziose con risultati altrettanto importanti. Però sarà una Serie C, avvocato, abbastanza avvincente, perché vediamo questo testa a testa fra calciatori, almeno sulla carta. Si parla di Baclé al Catanzaro, quando Baclé insomma lo scorso anno è andato alla Regina, una Regina che punta su Mimmo Toscano, insomma sarà un campionato. Poi ci sono tante squadre importanti quest'anno in Serie C. Sì, parlava prima di questo appunto il mister Capuano. Cioè il girone C, se verrà confermato con questa divisione del Sud, avrà veramente tantissime squadre, tantissime società di un forte blasone, veramente assomiglia a una Serie B, tutte con ambizioni forti, anche se qualche società non è che sia proprio economicamente stabile, però sicuramente avranno obiettivi importanti. In questo contesto si dovrà nuovamente calare il Rende
quindi con mister Andreoli, lui stesso dice una scelta azzardata, lo dice proprio lui stesso Andreoli, però Andreoli è da tanti anni che fa l'allenatore, quindi certamente farà bene, e il direttore Gagliardi lo dovrà sostenere in maniera adeguata. Allora Attilio, se non hai ultime notizie, perché siamo proprio in chiusura. Il Rende potrebbe perdere, anzi perderà 2 pezzi importanti, il difensore Sabato vicino a raggiungere Modesto nella sua nuova avventura a Cesena, e Viteriti che ha salutato ieri anche ufficialmente con un post su Facebook, e addirittura d'arrivo la trattativa che lo porterà al Potenza. E infine ricordiamo quanto detto in apertura, il Catania, inserimento nella corsa tra Modica e la Vibonese, con aggiornamenti nel corso della diretta di domani. Infatti noi ci fermiamo qui, però Attilio lo ritroverete domani sempre su TEN alle ore 21 sulla nostra rete. Io ringrazio l'avvocato Aprile, Antonello Aprile, che insomma ci ricorda l'appuntamento che è giorno 28 a corso al Caffè Telesio. Caffè Telesio, asta benefica Avis, Cosenza Calcio e Cosenza nel Cuore, per l'acquisto di un'autoemoteca. Partecipate tutti numerosi, grazie per essere stati con noi, noi ci rivediamo settimana prossima, Attilio. Grazie. Prossimo. Grazie a Luca Chito in regia, a Massimiliano Fino alla Camera, a Piero Arena, Mario Scarpelli, Michele Cava, Enzo Leonetti, tutti, grazie. Volevo credere a qualcosa, forse un po' di più. Di frasi a metà non ne posso più. Tu che mi scrivi in direct, sono andato alle Hawaii. Felicità è un gusto che non prendo mai. Diremo pure ad Eva che un morso alla mela ti cambia la carriera ora. Mordi Eva e lasciami ballare. Che dentro di me c'è un vento che porterà via. Dite ad Adamo che senza peccato chiudi la busta Maria. Scappo da questo motel, questa casa non è più la mia. Ho imparato con occhi diversi che sotto la pelle restiamo noi stessi. Che l'estate ad un passo da me, che l'estate non fa per te, che l'estate ad un passo da chi sa sognare come me. E lasciami ballare. Alla mela ti cambia la carriera ora. Mordi Eva. Diremo pure ad Eva che un morso alla mela ti cambia la carriera ora. E lasciami ballare tutta l'estate, quando il sole sale sento la vuoi sentire.